Presidente Fedriga, Comitato delle Regioni, nuovo insediamento, per la prima volta si scelta di andare direttamente come Presidente della Regione, quindi te stesso con quali obiettivi? È tanto importante secondo me saper sfruttare anche la presenza all'interno delle istituzioni europee per valorizzare il Friuli Venezia Giulia, penso in primo luogo sul ruolo strategico che può avere con tutto il centro dell'Est Europa e immagino in particolar modo per i settori che riguardano la logistica, la ricerca e la ricerca applicata. Su questo mi auguro che potremo diventare punto di riferimento di tutto un mondo che ci guarda con estremo interesse, perché geograficamente siamo il cuore di quell'area e storicamente ne siamo stati protagonisti. E quindi all'interno del Comitato delle Regioni penso per esempio a tutte le nuove iniziative che verranno portate avanti sull'ambiente legate all'innovazione, penso a tutte le iniziative che verranno portate avanti sulla ricerca legata all'impresa. Spero che potremo dare il nostro contributo e utilizzarlo in modo positivo per il nostro territorio. Senza dimenticare anche un tema molto caro al Friuli Venezia Giulia come la concorrenza. Su questo devo dire che dobbiamo cambiare anche la concezione europea, dove non ci si rende conto, o meglio, magari ci si rende conto ma non si dà risposta a stati che hanno composizioni diverse, sono molto eterogenei fra di loro, e magari stati più piccoli che invece hanno la capacità di essere più dinamici e quindi si mettono in concorrenza in modo non corretto, mettendo dei vincoli che non ci permettono di dare risposta alle esigenze del nostro territorio, senza fare trattamenti di privilegio, ma semplicemente cercando di rendere il nostro territorio un pochino più competitivo. Basti pensare che il Friuli Venezia Giulia confina con aree come la Slovenia, che ha una total tax rate che è la metà della nostra, e l'Austria che ha 15 punti in meno. Bisogna dare la possibilità al territorio, quindi alla regione, di poter fare gli interventi necessari affinché non ci sia una competizione sleale all'interno di queste aree geografiche. Anche in alleanza col Veneto, visti i rapporti molto stretti che ha con Zai? Col Veneto sicuramente può essere un grande aiuto, una regione importante, e fare squadra sicuramente può diventare fondamentale perché la nostra area geografica diventi un'interlocuzione più forte, più credibile con l'Europa.